L'Archivio di Stato aderisce oggi alla Giornata Nazionale del Paesaggio, appunto il 14 maggio, con un'esposizione cartografica relativa al territorio della Vecchia Girgenti, un'iniziativa sicuramente un po' particolare. Come mai ha deciso di aderire a questa giornata? Una giornata sicuramente di grande interesse e apre anche l'Archivio di Stato alla gente, al pubblico, cosa un po' insolita solitamente. L'Archivio di Stato partecipa all'iniziativa ministeriale per manifestare anche il ruolo delle fonti archivistiche nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio paesaggistico, non solo per il potenziale informativo che queste particolari tipologie documentarie hanno, ma soprattutto perché rappresentano anche documentazione necessaria e determinante in occasione dei procedimenti relativi ai piani paesaggistici, ai vincoli paesaggistici, ai procedimenti di tutela in generale e di valorizzazione del patrimonio paesaggistico. Per noi come istituto culturale è occasione anche per rendere accessibile al pubblico una parte di patrimonio che è solitamente escluso dalla consultazione per motivi di conservazione, poiché oggi abbiamo esposto in originale alcuni esemplari ed è anche occasione per dare manifestazione delle attività che si svolgono qui in archivio, perché noi abbiamo negli anni portato avanti un progetto di raccolta e digitalizzazione di queste piante, rendendo quindi assolutamente fruibile e accessibile al pubblico parte di questo immenso e importantissimo patrimonio culturale. Quindi, dottoressa Flora, qual è, diciamo, i pezzi particolarmente pregiati che oggi mostrerete? I pezzi più interessanti sono sicuramente quelli che si trovano ancora connessi al loro contesto originario, nello specifico quelli che riguardano gli atti dei notai e il catasto. Ci sono piante molto particolari anche per quello che riguarda l'aspetto stilistico e quindi le modalità con cui sono state composte, e sono soprattutto interessanti perché a seconda del visitatore e delle competenze che possiede sicuramente offrono spunti di riflessione molto variegati e molto utili per le finalità della ricerca. Sono delle evidenze culturali molto particolari anche nell'ambito della documentazione archivistica, perché solitamente i documenti non possiedono delle caratteristiche esteriori che li rendono interessanti, perché i documenti comunque li valutiamo culturalmente in base al loro contenuto o a particolari segni grafici. Le piante invece hanno la caratteristica di colpire immediatamente il pubblico proprio perché hanno questo aspetto visivo fortemente impattante. Ultima domanda, ecco, la mostra sarà aperta fino a quando? Ecco, è fruibile al pubblico fino a che giorno e gli orari magari? Questa esposizione si chiude con la giornata odierna proprio perché è stata organizzata in occasione della giornata nazionale e poiché sono esposti gli originali per motivi di conservazione non possiamo prolungare l'esposizione, però sin da ora l'archivio ha avviato un lungo percorso di esposizioni che andranno poi avanti nei prossimi mesi e quindi sicuramente il pubblico troverà nuove occasioni per venire qui e poter fruire di parte del patrimonio che di fatto appartiene all'intera collettività. Il pezzo più raro qual è? Magari come risale a quale anno? Il pezzo più raro che possediamo qui in archivio è un atto notarile, o meglio un volume di notaio che risale al XV secolo.